Ciao bestiacce maledette, eccoci tornati su Stellaris. Siamo pronti per fare un nuovo game. Ok, andiamo avanti, sono carichissimo ragazzi, ho proprio voglia di giocare. E eravamo in guerra, se vi ricordate, eravamo in guerra con i nostri fabbricatori Nex. E siamo in 3 contro 1. Allora ragazzi, sono molto potenti, ma dovremmo riuscire a vincere. Partiamo. Allora, intanto qua vedo che abbiamo... Non siamo messi proprio benissimo con... No, vabbè. Con la fabbricazione qua. Ma sì, dai, mettiamogli questo. Ok, vedo che i nostri alleati intanto stanno andando a riconquistare, bene. Bene, anche noi siamo partiti, con la nostra flotta, bella carica, un 54.000, bello potente. E non ancora potenziato, tra l'altro, quindi bene così. Ora andremo a prendere, esatto, andremo a prendere questo pianeta qua e cercheremo di sfondare. Intanto avevo fatto i claim, le rivendicazioni su questi pianeti, quindi sarebbe anche mio gioco andare in questa direzione qua. Prendiamo ancora anche questo, va, come rivendicazione. Tanto sono arrivato al massimo, quindi credo che la vinceremo questa guerra, però non lo so. Perché sono abbastanza potenti loro, quindi... Intanto abbiamo approvato una risoluzione. Era una roba che sì, non mi interessava, adesso non mi ricordo bene, ma... Non mi faceva né caldo né freddo. Invece qua... Oh, perfetto, abbiamo un lanciaprotoni. Perfetto, ottima ricerca. Andiamo sul cannone al plasma. Sì, andiamo sull'arma cannone al plasma. Sì, sì, sì. Tanto guardate quanta capacità navale che abbiamo. Potremmo fare un'altra flotta, ragazzi. Però vabbè, adesso... Vediamo un attimo. Perché questa qui è proprio nuova. Ecco, ok. Dovrebbero arrivare anche loro, perfetto. Intanto avanzamento Kang Hee è migliorata. Lei cos'è che fa? Un governatore. Ok. Questo governatore, crescita la pop, wow. Wow, wow. E questo invece è mantenimento pop, valore commerciale, wow. Anche questo è importante, però io andrei su industriale. Perfetto. Intanto qua la nostra flotta, vedete, fa un bel attacco e gli tiriamo giù anche l'armata, o almeno parte dell'armata. Bene, guardate, un attacco congiunto, ottimo. Andiamo a prendere... La nostra armata dov'è? Oddio, non ce l'abbiamo l'armata, ragazzi. Cioè, ah no, ce l'abbiamo. Dove sta? Qua. Allora, andiamo a... imbarchiamoli tutti. Ok. Peccato che sta dall'altra parte, vabbè. E mandiamoli qui. Ok, intanto qua hanno finito di costruire. Gli facciamo costruire l'ultima ipervia qua. E vediamo un'altra ipervia dove possiamo metterla. La potremmo mettere qua. Attenzione. Questa cosa non mi piace per niente. Torniamo indietro a questo punto. Sì. No, io volevo prendere la stazione. Quindi questo non si fa nulla di questa roba qua. Quindi andiamo a costruire l'ipervia qua a questo punto. Con questa qui. Construction complete. Ok, allora qua mi sembra che possano andare per i cavoli loro. Avanti per i cavoli loro. Quindi recuperiamo le navi che abbiamo perso e portiamo la nostra flotta qua. Perché ho idea che arriverà qui, purtroppo. Questione completata, perfetto. Non ho torrette di difesa. Magari più avanti le faremo. Qui... Bah, andare qua onestamente a potenziarla. Beh, ci potrebbe stare, perché è in mezzo. Fa un po' da snodo, però credo che sia più utile costruire... Ai ai ai, ragazzi. Wow. Che sberle. Allora potremmo metterci qua. Potremmo metterci qua. Se ci arriviamo in tempo.
Scientific Se ci arriviamo in tempo. breakthrough Intanto il achieved. cibo potrebbe finire. Però vabbè, lo acquistiamo. È morta lì. Andiamo sulla... Allora, andiamo sui punti scafo, che quelli sicuramente mi servono. Qua... Wow, qua il cibo non costa niente, quindi prendiamoci un bel 10k. They are assaulting our spaceport. Ok, sono entrati in The range. cowards have destroyed one of our spaceports. Quanto ci impiega la nostra flotta, porca miseria. Purtroppo non abbiamo delle navi tanto veloci. Ah, poi farò anche probabilmente un ipervia qua, in modo tale che mi muovo veloce su tutte le direzioni. Però adesso vediamo. Wow, sono grossi loro. Elezioni, associazione commerciale Nutan. Come hanno fatto a farsi eleggere? Ma guarda te, questi si sono fatti eleggere. Quindi abbiamo votato fondamentalmente il Consiglio Galattico. Ma dai, ma com'è possibile? Questi qua sono fatti eleggere. Questi c'hanno manco la flotta, c'hanno. Guardate qua, che flotta. Dai, forse la vincono. Uno scontro alla pari, forse la vincono. Io devo reggere su questo lato, che è il mio lato fondamentalmente. Devo difendere questo lato qui. Attenzione, ragazzi. Attenzione, sono molto potenti loro, Vediamo loro cosa hanno intenzione di fare. Sembrerebbe che The cerchino lo enemy is scontro. targeting one of our Allora, stations. intanto noi andiamo a occupare un pianeta. Qui stanno già facendo l'invasione, ma ce la faranno? Boh. Noi andiamo a occupare l'altro a questo punto. Quanti sono? 142. Buono, è anche un pianeta facile da prendere. Lo andiamo subito a prendere. Aia, ragazzi. The cowards have destroyed one of our spaceports. Stanno arrivando. Ok, quella è una sola nave. Che miseria. Una sola nave che ha quel valore lì non è buono. Tanto cerchiamo di... Dovremmo farcela arrivare in tempo. Dovremmo. Battle is joined. Ok, mega battaglia. Attenzione. Vediamo che fine fanno. Ma vincono i nostri. Bene. I nostri vincono. Vediamo un attimo qua. Ok, quindi cos'è che vuole? Venerazione della vita. Epurazione. Tranne il dislocamento e l'utilizzo di frammenti sono proibiti. No, io non voglio che vada così. Però cerchiamo di arrivare in tempo, ragazzi. Ma ok, una si è spostata qua. Perfetto, quindi quell'altra andrà dritta. Sì. Non so se ce la faremo in tempo a muoverci, ragazzi. Forse arriveremo quando ci sarà il conflitto tra di loro. Allora, noi possiamo però andare sulle nostre risorse. Possiamo fare editti e ci potenziamo, ragazzi, in modo tale che anche le basi stellari siano più... No, sensori no. Le basi stellari siano migliorate. E ci mandiamo anche i gas per fare più veloci con la flotta, anche se non credo che ci serva quando abbiamo l'ipervie. Ah, qualcuno ha costruito una mega struttura. Come al solito stanno esagerando. Ok, intanto la nostra base è salita di 3 punti, non molto. Però la nostra flotta è salita di tantissimo. Bene. Stiamo per raggiungerli. Eccoci qua. Bene. Perfetto, la nostra base non è stata ancora annichilita, quindi ci può aiutare nello scontro. Speriamo che loro non entrino. Per ora non sembra. Attenzione. Scontro. Attenzione. Vorrei ricordare che noi abbiamo fatto l'editing delle navi, quindi non è detto che siano... Il valore che noi leggiamo qua sia giusto. Potrebbe essere... un valore, ma essere il valore reale più basso calcolato dal PC. Però mi sento di dire che questa l'abbiamo vinta. Perfetto, abbiamo salvato la Starbase e stiamo facendo stiamo disintegrando la flotta avversaria. Perfetto. Ora andiamo subito da questa qua e andiamo a fargli il sederino. Perfetto, ottimo.
Qua andiamo subito a curarci. Anzi, curiamoci un attimo prima di fare il sederino a questa, perché rischiamo di perdere tante navi per niente. Perfetto. Qua intanto lo scontro mi sa che è stato vinto. Noi abbiamo preso il pianeta? Sì. Abbiamo preso il pianeta. Beh, non c'era tanta vita su questo pianeta qua. A che punto stanno i combattimenti? Sono appena ritornati, quindi in combattimento. Noi andiamo a aiutarli. Stanno ancora combattendo. Attenzione, qui uno scontro 20... ma qua la vincono. Qua la vincono. Probabilmente noi abbiamo fatto fuori la parte più pesante del loro esercito. Siamo ritornati in partita. Perfetto, dai. Curiamoci. Stazione completata. Aspettate, dove? Qua. Che sta... qui, ok. Andiamo a mettergli subito questo e subito uno di questi qui. Ok, perfetto. E gli mettiamo questo qua, un bel computer. Ok, intanto prendiamo una delle nostre navi qua scientifiche, la mandiamo qui ad assistere ai progetti di ricerca del sistema. Qui abbiamo curato la nostra nave, perfetto. E andiamo a prenderci la loro flotta, che si trova in un limbo. Ok, qui il pianeta è stato preso, bene, dai nostri alleati, perfetto. Ritorniamo un po' in copertura. Perfetto, tutto sta procedendo bene. Probabilmente questa guerra la stiamo già vincendo. Vedete loro, guardate, loro hanno poi hanno una problematica abbastanza pesante. Come vedete qua, la loro... sono vicini, fondamentalmente sono vicini alla resa. Adesso noi non possiamo dichiarare ovviamente la resa, perché... cioè non possiamo obbligarli, perché non siamo noi che guidiamo l'attacco. Qui come eravamo rimasti? Ah, qui manca un distretto. Dobbiamo farglielo. C'è stato un pianeta che abbiamo colonizzato, probabilmente... no, non è questo. Probabilmente non so quale sia, beh. Che abbiamo appena colonizzato e non ho visto quale. Porca miseria. Qua intanto andiamo a fare l'ultimo attacco alla loro mega flotta. E andiamo a distruggere. Perfetto, sono saltati via. Noi abbiamo recuperato il nostro pianeta e andiamo subito qua. Intanto ricostruiamo le nostre navi. Perfetto, ora ci andiamo a prendere tutti questi territori, ragazzi. E cerchiamo di confinare i fabbricatori Nex. Perfetto. Quando c'era Silvio, ragazzi, qua in partita. Peccato che ci abbia lasciato. Attenzione, siamo al massimo d'oro. Allora ci prendiamo un po' di risorse. Andiamo a farci un po' di leghe, che ci servono per costruire la flotta. Ok. Attenzione qua. Ok, noi stiamo andando a riprenderci la stazione. Perfetto. Perfetto, l'abbiamo ricatturata. Ora andiamo a prenderci quello che è nostro. Avanzamento leader Andrea Giraud. Allora, archeologo, intuitivo. Potremmo fare esplorazione, però non credo che mi serva molto. Assolutamente assistenza per la ricerca. Non è lui, non è lei. Dove starà? Qua, Andrea Giraud. Va bene. Allora, tu te ne vai qui. Bene. La nostra flotta adesso avanzerà indisturbata e si prenderà i vari... sì, vabbè, si riprenderà questo pianeta, ma poi si prenderà anche gli altri. Intanto continuiamo a fare flotte. Perfetto. I nostri alleati sembrano spingere abbastanza. Diciamo che il grosso avversario l'abbiamo fatto fuori. Allora, qua... esatto, il pianeta di prima, che mi ero accorto che non avevamo messo...
L'oloteatro. Ok. Ora abbiamo la nostra nave, la mandiamo avanti. Qui non possiamo mandarlo perché abbiamo un orrore. Guardatelo qua. Un mostro leggendario, quindi direi che non è il massimo. Bene, il cannone a plasma l'abbiamo fatto. Andiamo a fare assolutamente movimenti di rete. Poi qua, agente del consiglio disponibile. Abbiamo... Ah, ok, questo no. Ah no, questi sono gli diritti attivi. Cosa abbiamo? Ah, ci ha dato delle robe in più. Ci ha dato come si dice? No, aspettate, fatemi vedere un attimo. Durante scadenza, leader inattivo. Cos'è che ci ha dato? Boh. Ha detto che era disponibile qualcosa, ma non ho visto bene cosa. Ok, questa l'abbiamo fatta. Allora, assisti al progetto di ricerca. Se stanno così le cose... Vabbè, andiamo loro, dopo vediamo. Bene. Bene, qui l'abbiamo fatto. Andiamo a costruire l'ipervia. Non abbiamo abbastanza. Ah, guardate qua. Ce n'è ancora un bel po'. Punti scafo incrociatore, benissimo. Li abbiamo fatti. Andiamo a fare... Ah, qui abbiamo rubato un po' di tecnologia. Andiamo a fare aggiornamento basi stellari. Tanto qui ci stiamo prendendo un altro bene, un altro pianeta. Andiamo a costruire navi. Nessun ordine, perché gli ha rubato quello l'ordine. Allora, assisti ricerca. Torna indietro. Ah, qui c'è un pianeta. Allora, beginning attack run on enemy station. bene, la nostra flotta ormai va dentro bella, bella carica. Non ha bisogno di niente di nessuno. Andiamo qui. Qui abbiamo 2 lavoratori disoccupati. Cosa possiamo fargli fare? L'ho messo qua. Qui vabbè ci sarà l'oloteatro. No, l'oloteatro già c'era qua. No, allora no, via l'oloteatro. Cosa gli facciamo fare? Ah, gli facciamo fare una fabbrica di impianti chimici per i granelli. Debris analyzed. Bene, abbiamo analizzato i detriti, ok. Spostiamoci sempre qui, seguiamo la nostra flotta. Beginning attack run on enemy station. Qui diciamo stiamo facendo un danno, va bene. Noi qui intanto abbiamo... che qua hanno finito, no? Ok, sì, però non possiamo costruire. Attenzione, stiamo andando avanti con gli scavi. Sì, eravamo appena entrati nella prima camera, adesso nella seconda. La seconda camera è insignificante, tranne che per un'altra serie di glifi alieni vicino a un'altra porta chiusa che dicono: meschini re hanno emesso editti in mio nome, imperi si sono fatti guerra in mio onore, sciocchi hanno cantato le mie lodi, io ho respinto tutti loro. Non è stato trovato alcun pannello per accedere alla terza camera. Bene, andiamo avanti con le ricerche. Chissà cosa scopriremo. Allora, qui la flotta è ferma. Andiamo qua. Ok, qui è stato fatto. Ok, limite flotta aumentato, perfetto. Quindi possiamo costruire più roba. Andiamo a fare edifici della capitale che producono di più. Abbiamo un minimo boost, però almeno ce l'abbiamo. Allora, influenza ci aumenta ancora le vendicazioni. Andiamo a prenderci anche questa.
Ok. Beginning attack run on enemy Nessun station. ordine. Potremmo fare un'ipervia, ma la faremo qua. Vabbè, questo... Vabbè, lo portiamo qui. Ok. Intanto i nostri alleati... loro sembrano essersi fermati. Probabilmente stanno ricostruendo la flotta. Però non interessa. Noi dobbiamo fare più danni possibili. Prendere più roba possibile. Eccola qua. Ah, nuova filiale. Ci hanno aperto una filiale qua. Andiamo a fare un po' di industria. Ah, eccola qua, questo era il pianeta che ci serviva. Quindi andiamo a costruire cliniche genetiche e... dove sono gli altri? Dove sono... Eccoli qua, vasche di clonazione. Sempre più indietro. Più in giù, più lontani possibili tra di loro. Pianeti arditi a posto, ok. Ah, guarda, guarda, aspetta. Battle is joined. Guarda, guarda, volevano scapparci. Via, li facciamo fuori. Perfetto, guardate, abbiamo dei detriti ancora. Perfetto. Andiamo a prenderci questi pianeti. Qua andiamo a studiare invece i detriti che ci hanno lasciato. Perfetto. Ok. Perfetto. Abbiamo tolto, vero, gli editti, vero? Sì. Politiche editti, perfetto. Qua la votazione stiamo perdendo. Ah, tornano ancora a darci battaglia. O si arroccano in qualche modo. Beginning attack run on enemy station. Non è forte la loro stazione. Quindi potremmo benissimo prenderla. Qui quanto sono forti? 200. Noi siamo molti di più. Siamo molto più forti. Quindi andiamo qua. Sbarchiamo. Ok, qui sta costruendo. Perfetto. Qui anche. Ok. Perfetto. Sembra procedere tutto abbastanza bene. Qui le navi le abbiamo tutte. Sono tutte state. Cioè arrivano tutte, insomma. E aspettate, però potremmo aumentare. Quindi possiamo aumentare un'artiglieria. Possiamo prendere una cannoniera e una portaerei. Dai, 1 1 1. Aggiungiamo. Scusate, ho sbagliato. Quindi questo tasto lo chiudiamo. Quindi le abbiamo aggiunte. Ma non ho capito se... Ah no, probabilmente non possiamo prendere perché costano troppo. Ok, vabbè, dobbiamo aspettare per farle costruire. Perfetto. Intanto tecnologia, perfetto. Iperguida, ottimo. Ottimo, ottimo, che ci serviva. Guardiano intercettore. Disgregatore. Reattore punto zero. Tanta roba. Ma facciamo no. Il laser a raggi gamma. E qui facciamo... Allora, il collassatore cavitazionale antico. Quest'arma ad alta energia provoca brutali microcollassi al momento dell'impatto. Interessante. Però questo sarebbe ancora meglio. Dio, mi servono tutti. Ma facciamo lignaggi per i leader. Mi danno leader ancora più forti. Intanto avanziamo. Perfetto, è iniziata l'invasione. Andiamo a vedere un attimo com'è senza il nostro Silvio. Silvio! Meno male che Silvio c'è. Ok, vediamo come va l'invasione. Ok, no, beh, dai, non sembrano così forti. Però... No, dai, dovremmo vincerla. Ok, intanto qui li abbiamo analizzati. Vediamo se c'è ancora roba da... No,
Non c'è roba da analizzare. Ok, ultimo pianeta che ci serve. Poi torniamo indietro. Torniamo indietro e li lasciamo lì. Che non ha intenzione di avanzare. Qua sembra che si siano fermati. Sembra come se fossero arresi. Sì, sembra che si siano fermati. Breakthrough achieved. Bene, invasione è terminata, abbiamo preso il pianeta, però abbiamo perso anche degli uomini, ma oddio, non tantissimi, a dire la verità. Però il pianeta l'abbiamo preso, perfetto. Qui abbiamo una flotta che non ci piace, cioè un'armata, però vabbè, non ci interessa. Qui abbiamo, perfetto, abbiamo migliorato l'aggiornamento delle stazioni. Qua abbiamo, cos'è che abbiamo? Allora, placca fusione cristallina. Sì, prendiamola perché è un componente che ci manca. Andiamo a prenderla, un componente più vecchio che ci manca. Quindi come fanno ad andare da un pianeta all'altro senza... Oh, ragazzi, appena in tempo abbiamo preso il pianeta. Wow, ah no, proprio... Hanno accettato la resa, ragazzi. Hanno accettato la resa. Tra l'altro loro non hanno neanche troppo spinto. Perfetto, signori. La guerra è finita. La guerra è finita. Perfetto, incredibile. La nostra Giorgia Melonzi, guardate la potenza. Guardate la potenza che ha la nostra Giorgia. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Una potenza globale, si può dire. Di tutta la galassia. Adesso abbiamo una considerevole fetta della galassia. Non siamo così sfigatelli, diciamo, dai. Abbiamo connessi delle capitali. Statistiche della battaglia. Ah, deve essere successo che chi è che è andato qua? No, ok. Ah, no, ok. Ci ha fatto fare la stazione. Ok. Va bene. Dovremmo andare ad attaccare anche quello. Però più avanti. Più avanti. Adesso non ho intenzione di rinunciare alla mia flotta. Di perdere qualche pezzo. Qui intanto lì per via. Ah, ok. Sta andando avanti la costruzione. Perfetto. Qui abbiamo la nostra armata. Ok. La richiamiamo e la mandiamo qua. Ok. Poi qui abbiamo la nostra nave che non deve fare una mazza per ora, quindi va qui ad assistere alla ricerca. Giusto, perché era qua, vero? Sì, guardate qua, questo pianeta qui. Quanta ricerca c'ha. Ok, poi la nostra flotta non può ancora, no, manca ancora un pochettino. Qui le risorse stanno andando a gonfie vele. Perfetto. Qua perdiamo molti... Andiamo a vendere, va, questa roba qui. Allora, ragazzi, qua abbiamo un'altra tradizione militare. Ora, dobbiamo sceglierla bene, Mettiamo in pausa, dobbiamo sceglierla bene perché... è cruciale. Allora, noi vogliamo... Allora, siamo una razza che può fondamentalmente modificarsi. Questo, secondo me, noi dobbiamo sfruttare o la diplomazia e diventiamo... Perché alla fine sì, siamo xenofobi, eccetera, ma vogliamo anche comunque dominare la galassia. Quindi sappiamo che è fondamentale avere il tratto diplomatico. Però anche politica non mi dispiacerebbe, perché noi dobbiamo puntare a essere leader della galassia con la nostra Giorgia Melonzi. Quindi, ragazzi, io andrei sulla politica. Anche se prosperità mi sarebbe piaciuto molto, però secondo me adesso dobbiamo gettare le basi per entrare in politica e vincere. A meno che non ci sia qualcosa ancora di militare che possa... Tipo inflessibilità non sarebbe male. Anche espansione potrebbe servirci. Dominazione non tanto. Prosperità sì. Mercantile sempre. Però io andrei su politica. Ok.
Quindi si è aggiornata il consiglio. Ah, andiamo a ricercare qua. Si è aggiornato praticamente l'agenda del consiglio. Ok, va bene. Tanto andiamo a curare la nostra flotta. Qui possiamo creare un'altra delle super corazzate. Perfetto. Qui abbiamo... Ah, ok, perfetto, ragazzi. Aspettate, aspettate. Qui abbiamo il pianeta. Abbiamo catturato questo pianeta qua. Pianeta meccanico, annulla. Sei fuori. Pianeta continentale che per noi è perfetto per viverci. Per noi è perfetto. Allora, no, gli impianti li lasciamo, va. Qua, cos'è che era? Patrimonio imperiale. Qui, raffineria di gas esotici. Allora, proviamo a ripararla. E vediamo un po'. Questa non me la fa riparare. Non me la fa riparare. Vabbè, demoliamo. Questa. Ma probabilmente perché non abbiamo le case, secondo me. Non abbiamo distretti i cittadini per poterle riparare. Adesso vediamo. Ok, intanto le placche le abbiamo prese. Allora, siamo in un periodo di tranquillità. Non mi interessa andare troppo sulla parte adesso militare. Andiamo su il portale L. Prendiamo gli indizi per capire cos'è questo portale effettivamente. Perfetto. Perfetto, intanto qua abbiamo concluso. Ottimo. Perfetto. Qui costruiamo una starbase. Abbiamo... Sì, ne abbiamo. Allora, costruiamola. Questa nave costruzione la portiamo qui. Intanto... Ah, ok, nessun ordine, perfetto. Qui abbiamo... abbiamo curato la nostra flotta, ma la portiamo qua per essere aggiornata adesso. Special project complete. Ok, abbiamo fatto... Abbiamo trovato la tecnologia Cito rivitalizzazione e ci dà cantieri navali rassiani, wow, più 10%, perfetto. E ci aggiungono la velocità di ricerca in biologia e velocità di crescita della POP più 5%. Scientific Wow, breakthrough achieved. qua cresciamo a dismisura. 2500 mi sembra un po' eccessivo, però questa quantità ce la possiamo permettere. Quindi, ah, ok, andiamo ai centri, perfetto. Perfetto. Qui il bastione con 1000. Non ancora. Qui non ancora, perfetto. Poi lo scopo del prossimo giro ci costruiamo una bella... Facciamo un'ipervia qua. Scientific Sì. breakthrough Il achieved. prossimo giro ci costruiamo un'altra flotta identica alla nostra. E la diamo alla nostra leader Ronda Padana. Qua che armi possiamo sbloccare? Qua abbiamo l'imbarazzo della scelta, però il disgregatore fasico penso che sia quello che ci serve, cioè più che altro è quello a minor punteggio, quindi la tecnologia più arretrata rispetto alle altre. Delle altre non ce ne serve nessuna in particolare in maniera specifica. Comunque ragazzi abbiamo preso tante risorse speciali, perché qua vediamo uno delle particelle volatili lì, qui un'altra. Bene. Infatti siamo schizzati a 5. Perfetto. Perfetto, perfetto. Scientific Ah, qua breakthrough manca, ecco, era qua che achieved. mancava l'oloteatro. Oh, attenzione, intanto, ora che le guidi è salita di livello. Cosa fa lei? Capo della ricerca, ok. Wow. Esploratore. No, facciamo ricercatore. Perfetto, gli lignaggi sono passati, ottimo, ottima tecnologia. Andiamo a prendere questa rimozione ostacolo, perché credo che abbiamo ancora qualche pianeta con qualche Our ships ostacolo che have non been riusciamo a made superare. superior. Bene, la flotta intanto è aumentata, siamo a 59, diamogli ancora un altro aumento. Perfetto, qui 21. 21 ed è in diminuzione, nì, non è proprio in diminuzione. Qua come siamo messi? No, prendiamone 500 e ce li teniamo in saccoccia. Ok, perfetto.
Ottimo, ottimo ragazzi, sta andando tutto secondo i piani. Intanto i fabbricatori Next, ragazzi, hanno preso una bella batosta, si sono proprio schiacciati, diciamo. Stati proprio colpiti duramente. Mi preoccupano questi, se vogliono venire qua. Attenzione, venerazione della vita. Oh, è passata la mozione. Che proibisce la politica epurazione. Dobbiamo conformarci. Quindi andiamo sulle nostre politiche, che saranno qua, di governo. Politiche. Epurazione non è più permessa. Solo dislocazione. Ah, non possiamo modificare la nostra politica. Fino a... Wow. Ma aspettate, è partita adesso questa cosa o... Ah, forse lo fa in automatico. Forse. Sì. Construction Ok, quindi complete. lo fa in automatico. Finalmente ci sono arrivati, a doverlo fare in automatico. Tutte le volte non sapevo in inglese, poi non capivo bene cosa dovessi io modificare. Era sempre un divertimento quando cambiavano le politiche. Allora, qua sul pianeta cosa facciamo? Facciamo sicuramente un hangar. Facciamo 2 hangar e una baia idroponica. Anche perché, ragazzi, cibo stiamo andando giù in un canale. Scientific breakthrough Qui achieved. intanto, ok, abbiamo ristabilito una fabbrica, ok. Ok, quindi vediamo se adesso, vedete, adesso lo posso riparare. Ripariamo. Questo cos'è? È sempre Scientific quello, quindi lo breakthrough demoliamo. No, achieved. aspettate però, vediamo un attimo. Bene. Ok, andiamo a migliorare. Sì, andiamo a migliorare il cibo che ci serve. E qui andiamo a migliorare. Sì, andiamo a migliorare i punti robotici, dai, al momento. Our Artefatti, ships have been siamo al made massimo con gli superior. artefatti, non me ne ero accorto. Allora, andiamo a fare qualche tecnologia, quindi no, non mi interessa. Ingegneria inversa su tecnologia arcana. Ok, vediamo cosa abbiamo trovato. Solo guadagni di ricerca ingegneristica, va bene. E diamo bonus civili. Antica moda ci dà più felicità per 5 anni. Se no, manifatturiere efficiente, togliamo meno 5 ai beni di consumo. Servizi, crescita, guadagno esperienza, crescita della fiducia, mantenimento leader. E intuizioni amministrative. E poi facciamo, programmiamo superiorità. Intuizione sul portale. Va bene così per adesso. Ok, qua. Ok, si è aggiornata la lista, va bene. Ok, possiamo andare avanti. Allora, potremmo andare a prenderci questo pianeta qua. Potremmo. Però non so se è il caso, onestamente. Qui intanto la flotta c'è. Diamogli un aumento. Cioè, prendiamo un'armata, reclutiamo qualcuno. Vabbè, non abbiamo molto. Prendiamo i cloni. Sì, che sono identici. Ok, ci facciamo un'armatina. Qui le navi non ce ne sono tutte, ok. Deposito risorse influenza. Allora, vediamo di usare l'influenza nel Consiglio Galattico. Riusciamo a fare qualcosa? Gli imperi che sono stati denunciati o che siano in violazione della legge galattica subiranno una penalità. Sì, va bene, ci sto. Protezione, non mi interessa. Impresa di sicurezza. Ogni enclave dei mercenari guadagna più 10. La capacità navale.
I dividendi mercenari sono più frequenti, le flotte mercenarie. Allora, potremmo fare anche noi dei mercenari, ragazzi. Però per ora non ce li abbiamo, quindi per me. Piano quinquennale. I pianeti agricoli generatori minerali ottengono bonus aggiuntivi. Wow. Ma noi non li abbiamo. Abbiamo qualche pianeta generatore, sì. No, ci opponiamo. Ci opponiamo. Per ora va bene così. Ok, evento, attenzione, terza camera. Quindi dopo una lunga ricerca e stancante siamo riusciti a trovare una leva segreta sotto il pavimento che ci ha dato accesso alla terza camera. Come prima i glifi alieni adornano un'altra porta. Coloro che desiderano udienza con Zarquan dovranno prima trovare la propria strada. Esiste in ogni camera una chiave segreta che dovrà essere azionata per poter procedere. Lo scopo di questa sfida verrà presto svelato. Ok, perfetto. Speriamo che il nostro amico scienziato sia all'altezza. Difficoltà 7, bella tosta. Qui intanto la flotta è alla piena potenza. Vediamo. Stiamo facendo le armate di clone. Ok, la corazzata. Ok, perfetto. Tanto la nostra potenza navale continua a aumentare. Perfetto. Qui non possiamo ancora costruire l'ipervia. O sta già eseguendo l'ordine? No, sta già eseguendo l'ordine, perfetto. Scientific breakthrough achieved. Ok. Il segregatore fasico, perfetto. Un'altra arma a nostra disposizione migliorata. Qua facciamo guardiano, dai, è arrivato il momento di farlo. Tanto a breve sblocchiamo anche l'altra. Qui andrebbe aggiornato, ma vabbè. Scientific Aggiorniamo anche qui le breakthrough due navi. achieved. Ok, perfetto. Punti di modificazione abbiamo sbloccati. Adesso vediamo cosa possiamo fare con i robot. Però poca roba. Andiamo a fare i siluri corazzati. Belli i siluri corazzati. Allora, a livello di pianeti settori, specie, noi abbiamo i robot. I robot noi li abbiamo già modificati, ma possiamo applicare un modello. No, scusate, possiamo creare un modello da questo e dargli un'altra, un altro perk. Costano meno in mantenimento. No, io direi che ci danno unità. Creiamo il modello e ok, quindi questi li, quindi questo lo applichiamo a questi qua. Applica Situation modello. log updated. Ci piega un mese. Questi qua invece li eliminiamo, modifichiamo il modello, facciamo sempre propaganda, quindi crea modello. Ah, guardate, c'era aggiorna modello, c'era. E questo modello lo eliminiamo. E qua stessa cosa, modifica modello, ci mettiamo questo, aggiorna modello. Ok, ah ok, si aggiorna. Ah ok, hanno messo questa funzione, ottimo, non l'avevo ancora vista. Tanto la nostra flotta continua a aumentare, perfetto, mi piace questa cosa. Special project complete. Modifica specie completata, perfetta, quella dei robot. Quindi se io vado a fare vado a prendere specie, qui io questo lo elimino. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo. Questo lo posso eliminare, sì. Ok. Perfetto, ragazzi. Scientific breakthrough achieved. Perfetto, l'edificio l'abbiamo sbloccato. Allora, vorrei andare sull'armata, a dire la verità. Se no forma di comunicazione, no, andiamo sull'armata. Essere bella tosta. Qui andiamo a unirle. Wow, camera del tesoro, ragazzi. Siamo riusciti a trovare a completare la sfida. Probabilmente non è niente di che. Abbiamo preso 1400 appena. Ah, ok, no, abbiamo aperto una delle camere. Ok, ok. Il Consiglio Galattico dichiara emergenza. Sanzioni militari moderate. Ah, ok. Cioè, vogliamo discutere di questa. Sì.
Va bene. Ci stiamo. Vogliono avere un po' di controllo quelli del consiglio. Va bene, ma glielo diamo perché prenderemo poi noi il loro posto. Spero. Allora, qui andiamo avanti. Così. Wow, ragazzi, la popolazione qui sta crescendo a dismisura. Dobbiamo stare un po' attenti. Questo qua, ok. Dobbiamo stare un po' attenti. Qua andiamo a potenziarlo assolutamente. Ok, andiamo a fare un po' di... prenderci un po' di risorse. Qua andiamo a fare un oroteatro. E qui anche. Qua non abbiamo ancora potenziato. Andiamo a aggiornare, perfetto. E la prossima sarà questa qua che aggiorniamo. Perfetto. Allora, influenza, cos'è che... c'è questo pianeta qua che abbiamo rivendicato come nostro. Allora, è buono perché c'è gli artefatti. Scientific breakthrough achieved. Però, perfetto, i siluri li abbiamo fatti. E andiamo... wow. Reattori qua, siamo vicini a completarli. Anche gli habitat potremmo prendere, però no, andiamo sui reattori perché sicuramente sono molto più utili. Tanto la nostra flotta è quasi 70k, ragazzi. Construction complete. Allora, aspettate, cosa è successo qua? Attenzione, leggiamo questo evento. Antica tomba. Allora, gli scavi condotti dai nostri archeologi su Delcor 1 hanno in qualche modo attivato dei droidi sentinella. Aia, 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 i robot sono stati contenuti per ora, ma non c'è modo di superarli. Se non potranno essere disattivati sarà necessario trovare una via alternativa. Neutralizzate quei droidi. O aggiunge -2 indizi. O trovate un'altra strada. O antica tomba aggiunge 3 indizi. Neutralizziamo quei droidi. Qui intanto l'agenda è possibile attivarla. Vabbè, è arrivata un po' tardi. Costo costruzione navi, mantenimento, acquisizione e sfinimento da guerra. Va bene, la applichiamo e andiamo a fare una nuova agenda, un nuovo obiettivo per il governo. Allora, miglioramento leader, forte da soli, non ci interessa. Opportunità infinite, non ci interessa. Azione delle risoluzioni -5, timer veto. Ah, ok, questa più politica. Ah, ho capito, preservare l'ordine. Etica autoritaria +10. Wow. No, organizzazione del consiglio non mi interessa. Società in evoluzione. No, questa preservare l'ordine non è male. Che ci dà un boost di risorse. Se no anche questa, condizionamento leader. No, facciamo le risorse, dai. Facciamo il boost di risorse. Ok. Tanto guardate Giorgia quanto è fiero. Fiero, non si sa. Costruzione completata. Ok, aggiorniamo la nostra base stellare, perfetto. Sicuramente voglio dargli anche la possibilità di prendere questi valori commerciali qui. Fatemi vedere un attimo. Questo no. Scientific breakthrough Allora, questo achieved. cos'è? Sempre... no, demoliamo perché ce ne sono troppi. Ne demoliamo. Ok, andiamo a farci non una clinica genetica, ma sempre il nostro carissimo oloteatro. E qua possiamo sbloccare tutte e due. Attenzione, tecnologie sviluppate, perfetto. Le armate aumentano la loro forza. Le civiche non sarebbe male, campo di sospensioni anche questo, con registro di perline, non sarebbe affatto male. Dai, prendiamoci questa parte qua. Andiamo a migliorare la parte dei negozi. Perfetto, è stato fatto un oroteatro qua. Iniziamo a terraformarlo.
Un pianeta continentale. Il cibo continua a diminuire, ma vabbè. Abbiamo poche abitazioni. Dobbiamo crearne delle altre. Qui per ora sta così. Scientific breakthrough achieved. Propulsione di impulsi, perfetto ragazzi. Stiamo facendo dei balzi in avanti mostruosi. Allora, sempre per lo stesso ragionamento di prima, andiamo a prenderci un indizio sul portale L. Possiamo attivare questa per avere velocità di ricerca aumentata, ma non mi interessa. Intercettore perfetto ragazzi, un'altra arma sbloccata che abbiamo, bella potente. Questa praticamente è fatta. Questa è fatta. Le altre sono abbastanza pericolose. No, andiamo sui reattori a questo punto. Wow, Giorgia avanza ancora. Pensavo non avanzasse più ragazzi. Maestro burocrate. Wow. Opzioni aggiuntive per i tratti leader. +1. Tratto del destino. Ma vediamo questo cos'è. Mentore perspicace. Ah, quindi uno dei tratti di quelli potenti si è migliorato. Wow. Allora, qui abbiamo che cosa? Qui abbiamo che possiamo migliorare delle robe. Ok. Aggiorna edificio. Ah, questo dobbiamo aggiornare di certo. Che non abbiamo un altro pianeta che sia un pianeta di tipo scientifico. No, non ce l'abbiamo. Dovremmo farlo, abbiamo questo, però secondo me scientifico questo è un po' sprecato. Perché questo qua è un pianeta multipotente, cioè possiamo convertirlo in quello che vogliamo fondamentalmente. Questo era un tentativo di parco amministrativo, però sai che è andato abbastanza male. Qua lo possiamo sicuramente rimpiazzare. E lo andiamo a rimpiazzare con... Allora, questo andiamo a rimpiazzare con... Questo con le leghe qua. Io questo ragazzi potrei farlo diventare, qui è un pianeta forgia, ma io lo faccio diventare invece un pianeta raffineria, che secondo me è la cosa migliore. Questo lo facciamo rimpiazzare con questo, e questi li rimpiazziamo con questi. Va bene, facciamo così. Così recuperiamo un po' il debito di cibo che abbiamo. E poi dobbiamo trasferire un po' di gente. Allora, tu che sei disoccupata, te ne vai qui. Poi, tu te ne vai qui. Chi è che c'è ancora? Basta, per ora solo loro due. E non solo, ma nelle decisioni gli diamo anche... Allora, beni di lusso, gratis regalati. Perfetto. Così la gente sarà contenta di andare su questo pianeta qua. Andiamo un attimo i distretti. Ok, questo pianeta è fuori, quindi qui creiamo un distretto. Vediamo. Ok, perfetto. Perfetto. È solo questo che è fuori dai distretti, questo pianeta qua, vabbè.
qui vanno potenziate tutte le navi. Attenzione, avanzamento della difesa. Wow. Allora, abbiamo Zelota, Demolitore. No, però i detriti io li voglio. Danno contro le basi stellari, ottimo. Salvatore di materiali. Wow, crediti energetici. Annientatore. Bello annientatore. Smantellatore di navi. Wow. Artigliere. Danno a... no, ragazzi, artigliere. Danno armi navali, cioè... No, ma me lo chiedi anche. Andiamo a aggiornare qua. Non ancora. Qui che punto siamo? Ok. Ok. Scientific breakthrough Intanto è stata achieved. collegata. Beh, perfetto. Registro di pernini l'abbiamo fatto. Museo automatizzato non mi interessa. Questo è cantina vari rilassiani. Wow. Ah, però ci vuole detriti per farli funzionare questi. No, andiamo sul Ministero della Produzione. Va bene ragazzi, allora un po' di cose le abbiamo fatte. La guerra l'abbiamo vinta. Il prossimo obiettivo sarà attaccare il nostro amico orrore Eldritch. E direi che è la prossima cosa che faremo e che vedremo nel prossimo gameplay. E niente, sembra andare tutto bene. Per ora non vedo problematiche, ecco. Poi siamo sempre sul chi va là in questo gioco qui. Va bene signori, vi aspetto per una prossima guerra. Al prossimo capitolo. Ciao ragazzi.